La domanda di oggi è: Quo vadis? Che è una domanda eterna per l'essere umano, no? Dove andiamo? Quo vadis è anche il nome di questa bella... Definirla libreria è forse riduttivo. È un punto d'incontro. È un punto d'incontro, un crocevia di viaggiatori e amanti della lettura. Possiamo definirla così. Certo, intanto vorrei in qualche modo parlare su quello che è il viaggio. Sì, ma prima ti presento. Allora, siamo nella libreria Quo vadis di Pordenone e lui, Daniele, è l'anima della libreria stessa. È la mia vita, è la mia seconda casa, perché chiaramente è un altro dove ho la mia famiglia, ma dove passo effettivamente molto tempo e dove ho sempre cercato di, come dicevi prima, di farne un piccolo punto di incontro dove non solo viaggiatori, ma persone che in qualche modo vogliono evadere un attimino, possano incontrarsi, possano scambiarsi opinioni, possano sentire delle cose, sono situazioni che succedono abbastanza spesso, settimanalmente. Il viaggio, come dicevo prima, è diventato ormai una necessità, non è più un qualcosa in più, perché la necessità di evadere dalla nostra routine quotidiana, che ci stiamo tanto bene, però ogni tanto bisogna romperla, bisogna spaccare, è diventata un'estrema necessità. E attenzione, io come viaggio non intendo far chilometri, per me il viaggio è anche uscire dalla porta di casa, io abito vicino a Roveredo, e andare a Polcenigo a piedi, perché scoprirete il mondo intero che non avrete mai visto sicuramente, pur avendolo vicino casa. Per cui quello che voglio sempre portare avanti, non leghiamo il viaggio ai luoghi più esotici, lontani e strani che ci possono essere. Guardiamolo a 360 gradi. Sì, semmai piuttosto cercare strade e sentieri alternativi. Assolutamente. Che vadano, ma anche col pensiero. Non le autostrade, ma le stradine che scorrono magari parallele alle autostrade, dove si incanala il flusso, e cercare quindi nuove prospettive. Nuove prospettive, come diceva qualcuno, vedere con occhi nuovi, perché questo è fondamentale. Il succo del viaggio non è tanto il monumento, il luogo, eccetera, ma sono gli incontri. Tutti i libri di narrativa di viaggio che avrete avuto modo di leggere o che vorreste leggere, la parte fondamentale è il rapporto umano, il scambiarsi, il raccogliere emozioni da chi ti sta avanti. E lì la differenza lo fa l'approccio effettivamente, per cui un turista etico, uno che concepisce il viaggio in un certo modo, avrà molti più ritorni da questo punto di vista. Ecco, abbiamo capito che non siamo in una libreria convenzionale, classica, cioè non c'è polvere su questi libri, nel senso che è un luogo vivo che si autoalimenta anche con le esperienze dei suoi stessi frequentatori, che magari tornano e raccontano i loro stessi viaggi. E quello che dici, Pier Giorgio, è proprio vero. La libreria è diventata un punto di incontro, perché spesso in maniera anche abbastanza sistematica, adesso 1 o 2 volte alla settimana, ci sono persone che vengono a raccontare le proprie esperienze. Abbiamo capito quindi che non siamo in una libreria in senso classico, non siamo in un'agenzia di viaggi, non siamo in un caffè letterario, ma in qualcosa che tutte queste cose assieme, un po'. Esatto, la libreria è sede tra l'altro di più cose, è un punto di riferimento FAI, Fondo Ambientale Italiano. Con loro ho organizzato quest'anno tra l'altro il FAI di Polcenigo, è un punto FIAB, io sono un piccolo cicloviaggiatore, per cui ci tengo molto al movimento lento, sia per quanto riguarda la bicicletta sia per quanto riguarda i cammini. È sede di un'associazione Italia-Giappone e come ultima cosa, che secondo me è la più importante, ne vado ancora più fiero, è sede di Bottega Errante, questa associazione che si divide fra Pordenone e Udine, che oltre a creare eventi, e chi abita a Udine conoscerà senz'altro la Notte dei Lettori che è organizzata da Bottega Errante, e anche casa editrice. Ok, ma Daniele Zongaro, appassionatissimo di viaggi, è sempre chiuso qua tra queste 4 mura o anche tu evadi ogni tanto?
Allora, tutti viaggiamo in un modo o nell'altro e anch'io ho la mia esperienza di viaggio fra Oriente, Europa, Italia, eccetera. E si acquisiscono chiaramente dei bagagli che rimangono tali. D'altronde, ne parlavamo prima, il viaggio può essere concepito in molti modi. È un piccolo aneddoto che ogni tanto ripeto di un incontro che ho avuto non molto tempo fa in Istria. Incontro un signore, dormo a casa sua, a Zoran, il quale mi racconta un po' la storia di suo nonno che ha sempre vissuto in quella casa, e in quella casa, mai spostandosi, è nato austriaco, è diventato italiano, poi è diventato jugoslavo e ora è croato. Questo è un modo di viaggiare fondamentalmente, non si è mai spostato da casa, ma è diventato cittadino di 4 stati diversi. Ho dei miei luoghi dell'anima dove vado e rivado molto spesso. Sono segreti o possiamo... No. Assolutamente, c'è un posto dove mi capita di andare ogni tanto che mi ricarico, sono le cascate del Kozjak, vicino a Caporetto in Isonzo. Luogo che se vai in momenti in cui non c'è flusso turistico effettivamente ti rigenera. Sai, c'è il calzolaio che ha le scarpe sempre rotte, il carrozziere che ha la macchina sempre scassata. Io sono il libraio di viaggi che è sempre qua. Che è sempre qua e non viaggia tantissimo, che però credo sono riuscito nell'intento di veramente assaporarmi anche le piccole cose, cosa che ci manca un pochino in questo momento. Può sembrare strano, ma io odio volare per un motivo ben preciso, non perché abbia paura di volare. È chiaro che siamo costretti ogni tanto, ma questo trasporto spazio-tempo in cui ti getta in un luogo, per me non è viaggiare, è arrivare, è il concetto totalmente diverso. Il viaggio è tutto quello che ci sta in mezzo. Io faccio 10.000 km in macchina piuttosto, però voglio godermi quello che sta in mezzo, dal cancello di casa tua al luogo dove vuoi arrivare. Va bene, in chiusura ci devi fare un regalo, ci devi regalare 3 itinerari da fare qui, o entro i confini regionali o appena oltre, comunque 3 viaggi a tiro di macchina, diciamo. Sono forse cose che potrebbero sembrare banali, sono dei miei luoghi dell'anima anche questi. Uno possiamo arrivarci quasi a piedi, e Pier Giorgio li conosce molto bene, sono i Magredi, e vi consiglio di andare in autunno quando c'è nebbia, è una sensazione unica perché sembra di essere veramente fuori dal mondo. Ricordo che con montagne nascoste dalla nebbia avevo completamente perso l'orientamento all'interno dei Magredi. Un secondo dove ci vado molto spesso e vado in bicicletta per vivere e assaporare proprio i luoghi, anche se un po' complicato, l'Istria. Grisignana, Montona, Piamonte d'Istria, Draguccio, Colmo sono luoghi che valgono assolutamente la pena di essere visti, lontani dai flussi turistici della costa istriana e ancora preservati da quello che è il turismo di massa. Terzo, un altro luogo che mi rigenera è la Varrosandra. Camminare in Varrosandra partendo dal rifugio Premuda, un rifugio strano a 75 rifugio CAI, 75 metri sul livello del mare, ma camminare in valle con la chiesa di Santa Maria in Silvis, che bisogna avere gli occhi per vederla perché si nasconde in mezzo alle rocce granitiche della Varrosandra, è un'esperienza. Ringrazio Pier Giorgio di questa possibilità e un saluto a voi tutti. Un saluto, e quindi il consiglio finale è: lasciate stare agenzie di viaggio, biglietti aerei eccetera, perché il vero viaggio, quello che vi rigenera, lo potete trovare anche sotto casa. Parole vere. Ciao. Buonasera.